Luigi Brugnaro a Bassano per presentare il suo ultimo libro, Ci giudicheranno i bambini. Un monito, quello del leader di Coraggio Italia, che come precisa lui stesso non è una minaccia, ma uno sguardo sul futuro. Non è una minaccia, è una certezza, cioè i bambini quando saranno grandi, i prossimi 20-30 anni, vedranno i frutti di quello che noi siamo riusciti a fare e a non fare. Per cui in questo momento ci vuole molto coraggio, molta onestà, molta lealtà e l'idea che io penso la politica dovrebbe avere è quella di una visione di 20 anni, di 30 anni, proprio perché le cose non possono essere soltanto promesse, devono essere fatte. Io ho fatto un libro per raccontare la mia storia, non per raccontare, diciamo, i fatti miei o per farmi bello, ma semplicemente per dare una testimonianza, per cercare di essere utile, una testimonianza di cose fatte. Io non vengo a insegnare niente a nessuno, racconto la mia storia anche personale. Io sono figlio di un operaio, di una maestra elementare che ha avuto le condizioni per poter realizzare un'azienda assieme a tanti miei collaboratori, tanti dipendenti, tanti amici di fatto. Tra i temi discussi anche l'autonomia del Veneto, ancora incompiuta, una situazione che Brugnaro definisce così. E il Veneto è stato veramente spesso tradito e questo tradimento poi è nelle cose che non riusciamo a realizzare, per esempio l'autonomia. Continuiamo a dire il 95%, 98% dei veneti hanno votato l'autonomia e non è arrivata. Adesso qualcuno dice che bisogna mettere insieme al presidenzialismo, non c'è sempre qualcosa che viene dopo. Stavolta veniamo noi per primi e bisogna portarla a casa.